Ancora devo sentire interisti che si lamentano di quel fallo di mano che non esiste, di Rabiot. Ignoranti che non siete altro. Non vedete che la palla non cambia traiettoria. Se la tocca di braccio, la palla se la deve andare a cagare. Ma la palla come sta scendendo, scende dritto per dritto, non sposta di un centimetro. Quindi non vi fate ingannare dalle immagini, perché poi ci sono quei giornalisti che ci mangiano sopra perché aspettano e loro vendono giornali, fanno programmi TV, noi non ce ne frega proprio niente. Abbiamo vinto 1-0, i 3 punti sono quelli che contano, la classifica è quella che conta e voi state giù. Tutto il resto sono chiacchiere vecchie, già antipatiche, noiose, non si può sentire sempre la stessa musica. Cambiate disco, cambiate squadra che è meglio. E poi quel fallo di mano, dite che fallo di mano, vabbè, meglio così, rosicate e fallo di mano e abbiamo vinto lo stesso, rosicate. Ma basta, che sempre ogni giorno, siamo mercoledì, ancora non fa passato. Basta, ora riposatevi, per un po' di tempo non perdete partite perché non giocate e state sereni. Va bene, guardatevi la nazionale. Comunque, tutto qua. Era per dirvi che non si possono sentire più piangere questi interisti, non si possono sentire più. Mamma mia, va bene, buon pranzo a tutti.